Avete la Bibbia? Vogliamo aprire la Bibbia nel Nuovo Testamento, il libro degli Atti o Fatti degli Apostoli. Leggeremo il capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, capitolo 3 dal primo verso. Alleluia. Gloria a Dio. Avete trovato? A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse: «Guarda noi». Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. In quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel Tempio, camminando e saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ripieni di meraviglia e di stupore per quel che gli era avvenuto. E mentre egli teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse a loro al portico detto di Salomone. E Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di ciò noi siamo testimoni, e per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione alla presenza di voi tutti. E ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, al pari dei vostri capi, ma quello che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli l'ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, e che egli vi mandi il Cristo che vi è stato designato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio. Mosè infatti disse: «Il Signore Dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che ogni anima, la quale non avrà ascoltato questo profeta, sarà del tutto distrutta tra il popolo. Tutti i profeti da Samuele in poi, quanti hanno parlato,
hanno anch'essi annunciato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, l'ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Abbiamo letto tutto il capitolo 3, che è ricco di insegnamenti per tutti noi. Erano i primi passi della Chiesa. Dio aveva mandato lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, era passato pochissimo tempo. La Chiesa stava per organizzarsi. E gli apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, non rimasero fermi, ma continuarono a servire il Signore, iniziando dalle cose basilari, da ciò che è semplice, frequentare la Chiesa. Amen. Pietro e Giovanni, due apostoli, salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, circa le 3 del pomeriggio. C'era un appuntamento. La Chiesa si riuniva per la preghiera e gli apostoli non erano autosufficienti. Non pensavano, siamo ripieni di Spirito Santo, non c'è bisogno che andiamo in chiesa a servire il Signore. No, loro sentivano il bisogno di andare in chiesa per unirsi con il resto della fratellanza, per offrire a Dio il proprio culto, la propria preghiera. L'ora nona erano circa le 3 del pomeriggio. Non c'erano tram né metropolitane. Ride, fratello. Gerusalemme era grande, ma chissà dove abitavano gli apostoli, forse in periferia, e per essere alle 3 del pomeriggio lì dovevano partire in tempo. Ma partivano con desiderio, con determinazione, per adorare il nome del Signore. Amen. Alleluia. E il Signore inizia a usarsi di loro, dando loro delle opportunità. Abbiamo letto, si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita e ogni giorno c'era chi portava questo uomo all'ingresso della sinagoga, del Tempio, no? Quest'uomo non entrava mai dentro il Tempio, ma tutti sapevano che quell'uomo doveva stare lì fuori per chiedere l'elemosina. Mai nessuno che pensava: lo portiamo dentro, che partecipi con noi a lodare il nome del Signore. Lo lasciavano tutti fuori. Chiedi l'elemosina. E quest'uomo, stando fuori, lo mettevano in un ingresso, una porta. Il Tempio era costituito da tanti ingressi, tante porte. Ogni porta aveva un nome. E la porta detta bella. Si poggiava questo zoppo che chiedeva a tutti quelli che entravano, che furbizia, no? Se entri in chiesa ti farai bello con Dio, no? Sono bisognoso, dammi l'elemosina. Credo che quasi tutti davano l'elemosina perché stavano per entrare nel Tempio. Poi molti guardavano il giudizio degli altri, non so perché, ci condiziona sempre, vero? Alleluia. Vogliamo essere condizionati dal giudizio di Dio, non dal giudizio delle persone.
quest'uomo era lì, e lì si presentarono pure Pietro e Giovanni che dovevano entrare in tempio per adorare il Signore, per la preghiera. E quest'uomo chiese anche agli apostoli l'elemosina. Le chiese a parole, con gesti, non lo so, ma già quando è così vuol dire dammi qualcosa, no? E Pietro e Giovanni videro in quell'uomo un'opportunità per servire il Signore ancora. Amen. Per manifestare la gloria di Dio davanti a tutti. Alleluia. Vogliamo dire, Signore, dacci delle opportunità. Amen. Perché c'è tanto di bisogno, vero? E credo che in qualcuno in modo particolare ci sia desiderio di fare qualcosa per il Signore. O no? Vogliamo pregare la mattina dicendo, Signore, dammi quest'oggi un'opportunità per parlare di Gesù a qualcuno. Per pregare con qualcuno. Dammi opportunità, Signore, di servizio. Amen. Alleluia. Pietro e Giovanni stavano per entrare nella porta del Tempio, domandò loro l'elemosina e lo fissarono, lo guardavano. Alleluia. Chi ama il Signore quando vede il bisogno non va oltre, si ferma. Siete d'accordo? Amen. Non possiamo girarci dall'altra parte se qualcuno ci chiede aiuto. Non è da Dio. Amen? Amen. Alleluia. Invece è da Dio fermarsi e guardare se possiamo fare qualcosa. Gli apostoli gli dissero, guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, questo zoppo, aspettando, mentre vi guardo mi darete qualcosa. Quello che lui credeva di ricevere non l'ha ricevuto. Ma ha ricevuto qualcosa di ben più grande, vero fratello? Amen. Di più prezioso. Amen. Alleluia. E i discepoli disse, guarda, non siamo milionari. Non abbiamo niente, non abbiamo né argento né oro, però quello che abbiamo te lo diamo. Cosa avevano gli apostoli? Invece dell'oro e dell'argento, avevano la fede nel Signore. Amen? Avevano piena fiducia nel Signore Gesù, in quel Gesù che avevano conosciuto personalmente. Amen? Alleluia. E cosa avevano ancora? Avevano potenza nello Spirito Santo. Alleluia. E cosa hanno dato a quell'uomo? Quello che avevano ricevuto da Dio. Alleluia. Hanno pregato per quell'uomo. Oro e argento non ne ho, disse, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Amen? Alleluia. Lo prese l'apostolo per la mano destra, lo sollevò. Coraggio, forse quell'uomo neanche pensava, credeva, cosa mi stai dicendo? Sto così, no? Alzati. Lo sollevò e leggiamo nella scrittura, in quell'istante le piante, le caviglie dei piedi gli si rafforzarono. Amen? Molto può la preghiera del giusto. Amen. Fatta con rendimento di grazie. Alleluia, Gesù. Alleluia, esercitiamoci nella preghiera, Amen. nella fede, perché non siamo noi a operare. Amen? È la tua fede, alleluia, che eleva la tua preghiera e la porta fino al cielo. Alleluia, ed è il Signore Gesù l'Onnipotente che opera. E ancora oggi Gesù è lo stesso. Ancora oggi Gesù può far camminare i zoppi. Ancora oggi Gesù può aprire le orecchie ai sordi. Amen. Alleluia. Può far parlare i muti. Gloria a Dio. Può guarire dal cancro e da ogni altra malattia.
curabile e incurabile. Gloria a Dio. Gesù è l'Onnipotente. Amen. Alleluia. Dio decise in quel modo di utilizzare i suoi servi e di manifestare la sua gloria. Alleluia. Il risultato fu qualcosa di visibile per tutti e fu un pretesto, questo miracolo, affinché, come abbiamo appreso dalla lettura, poi tutti quanti guardavano gli apostoli e gli apostoli poterono spiegare ciò che era accaduto. Fu un pretesto per attirare l'attenzione di tutti quelli che erano entrati nel Tempio per adorare Dio e videro con i propri occhi la gloria di Dio. Amen. Alleluia, quell'uomo con un balzo si alzò in piedi, cominciò a camminare e tutti quanti lo hanno riconosciuto. Ma quello è lo zoppo, sta camminando, gloria a Dio. Alleluia, chissà da quanti anni era lì, era conosciuto. Ma cosa faceva questo zoppo, ex zoppo? Teneva stretto Pietro e Giovanni. Mi ha toccato questo. Quando si riceve qualcosa dal Signore e il Signore si usa in modo particolare di qualcuno, ci si affeziona anche agli strumenti di cui Dio si è usato. Si inizia a comprendere ciò che è l'amore fraterno. Gloria a Dio, amen. Amen. Voglia il Signore usarsi di ciascuno di noi per amarci sempre di più gli uni con gli altri Alleluia. e di vedere in ciascuno di noi l'amore di Dio. Alleluia, tutto il popolo attonito, meravigliato, accorse, vediamo cosa è successo lì. E Pietro, visto questo, sfruttò l'occasione per annunciare la parola di Dio, per sottolineare che quello che era accaduto non era per la potenza umana di Pietro e di Giovanni, e lo spiega chiaramente questo pescatore riempito di Spirito Santo. Questo umile pescatore riempito di Spirito Santo fa una bellissima predicazione. È vero? L'abbiamo letto. Questo che voi vedete, perché vi meravigliate come se fossimo stati noi a aver guarito quest'uomo? No, è stato quel Gesù che voi avete voluto condannare a morte. Pilato voleva liberarlo, ma voi avete insistito, lo avete voluto far morire, ma Dio lo ha risuscitato. E per la potenza che è in Cristo Gesù, figlio di Dio, quest'uomo è Lui che l'ha guarito, non siamo stati noi. Amen? Amen. È iniziato, dato che erano ebrei, ha iniziato a parlare con un linguaggio che per gli ebrei era familiare, citando il Vecchio Testamento, parlando di Mosè stesso che voi innalzate, lui stesso ha parlato di Gesù. Ed egli vi susciterà un profeta come me, ascoltatelo. E voi non avete voluto ascoltarlo, non di meno, se voi oggi vi ravvedete, dopo aver visto la gloria di Dio, qui alla presenza del Signore, siamo nel Tempio di Dio. Se oggi voi vi ravvedete, voi sarete salvati. Amen. Per quel nome di Gesù, Amen. per quel Gesù che voi avete condannato a morte, ma che oggi ha mostrato la sua gloria e la sua potenza guarendo questo zoppo. Amen. Alleluia, gloria al Signore, alleluia. Infine, proprio mi avvio alla conclusione, sento che il Signore ci abbia già dato qualcosa, ma per concludere, non è buono stare fuori dal Tempio. E nessuno dica, ma lo zoppo è stato premiato. No.
E Dio ha voluto manifestare la sua gloria, è stato buono il Signore. E non tutti i giorni capita di incontrare Pietro e Giovanni, servitori del Signore. Amen. Amen. Capite cosa vi sto dicendo? Non stiamocene fuori dal Tempio, ma entriamo nel Tempio, Amen. entriamo alla presenza del Signore. Amen. Lasciamo che lo Spirito Santo ci possa donare Alleluia. qualcosa da parte di Dio. Amen. Fosse una parola, amen. Amen. Quella parola sarà un bene per il nostro cuore. Amen. Fosse un miracolo di guarigione, amen. Dio può fare anche questo, ci dobbiamo credere. Amen. Amen? Ma la cosa importante è non startene fuori ad accontentarti dell'elemosina. Dio non ci dà mai l'elemosina, ma la sua grazia abbonda. Amen. Anzi, sai cosa è scritto? Dove il peccato abbonda, la sua grazia sovrabbonda, è ancora più grande. E non ci dà mai con misura, è scritto pure questo. Ma ci dà sempre una misura pigiata, scossa e traboccante. Sai cosa vuol dire? Hai provato a riempire un sacco, no? Arriva alla fine, sembra che non ci va più niente, no? Però se lo scuoti, se premi, scopri che ancora ce ne va. Così è generoso il nostro Signore, ci riempie e riempie ancora, finché questo vaso è lì davanti, lo vuole riempire del suo olio. Gloria al Signore. Alleluia. E vogliamo dire questa mattina, Signore, dammi una misura pigiata, scossa e traboccante. Amen. Alleluia. Non voglio l'elemosina Amen. degli uomini, ma la tua grazia mi basta, Signore. Riusciamo a dirlo? Gloria a Dio. La tua grazia, Signore. Non voglio l'elemosina degli uomini. Gli uomini ci danno solo a stento, dopo varie richieste, a volte quando qualcuno ci concede qualcosa, e Dio ti dice invece cosa hai bisogno, figlio mio. Oh Signore, tu sai di cosa abbiamo di bisogno questa mattina, vero? Perciò voglio entrare, non considerandomi un matto. Qualcuno mi dirà, ma siamo già dentro la Chiesa. Sai, si può essere dentro fisicamente, ma si può essere lontani centinaia di chilometri. Non so se riuscite a comprendermi. Siamo presenti fisicamente, ma vogliamo entrare nel Tempio del Signore. Amen. Il Tempio era diviso anticamente. C'è il luogo santo e c'è il luogo santissimo, dove nessuno poteva entrare, solo sommo sacerdote. Alleluia, lì c'era la presenza del Signore. E il luogo santo dal luogo santissimo era diviso da una tenda che si chiamava cortina, no, da un pezzo. Cortina, era una tenda. Quando Gesù rese lo Spirito, quella cortina si squarciò in due, si strappò, per dimostrare che non c'era più nessun velo di separazione, per andare alla presenza di Dio. Alleluia. E allora ti dico, non c'è nessun ostacolo che può separarci, perché Gesù lo ha rimosso. Amen. Nel nome di Gesù noi possiamo andare al trono di Dio Amen. e puoi chiedere tutto ciò di cui hai bisogno. Amen. E se tu credi, riceverai da Dio. Amen. Sai perché? Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, Amen. ed è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Cosa vuoi chiedere in questa mattina?
l'elemosina. Io chiedo ancora la sua grazia. Amen. Ci fu qualcuno che si accontentava persino delle briciole. Vi ricordate chi è? Una donna pagana. E il Signore provò veramente la sua fede. Prima stese in silenzio e poi Gesù gli disse: ma non è bene prendere del pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Quella donna non è che si alzò e se ne andò, ma guarda questo, come mi tratta, con tutto il mio bisogno, la mia umiltà, mi sono proprio prostrato ai suoi piedi e lui mi tratta così. Quella donna rimase lì perché sapeva che era Gesù e aveva di bisogno. E sapeva che l'unico che poteva fare qualcosa per lei era lì, ed era Gesù. E tanto che questa donna dice: dici bene, Signore, ineccepibile quello che dici. Eppure anche i cagnolini hanno bisogno delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Donna, grande è la tua fede. Queste parole volevo sentire. Gloria a Gesù. Vai, tua figlia è salva. Amen. Alleluia. Dio non ci darà mai briciole, ma la sua grazia è sempre sovrabbondante. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore, alleluia.